Settima corsa 1 Eton Nancy, 2 per sempre MTT, 3 Etti del Ronco, 5 Ergolest, 6 Entry Rock, 7 Stense Nib, 8 Eden Stella, 9 Scamotage B, 10 Earthquake, 11 Elen degli Ulivi, Etti del Ronco ed Entry Rock a farla da padrone al pronostico con Entry Rock giocato a tutte le quote. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Si parte con veloci Etti del Ronco ed Entry Rock. Etti del Ronco molto veloce, contiene Entry Rock, si installa al comando. Seconda posizione per Eton Nancy, Entry Rock all'esterno, bocca la prima piegata. Numero con 2 per sempre Etti del Ronco MTT al comando nei squalificato. confronti di Eton Nancy. Terza posizione per Entry Rock, che precede Stense Nib, quindi Eden Stella, di fuori Escamotage B. 14,5 per il lancio da parte di Etti del Ronco, che ha preso la testa e ora guida nei confronti di Eton Nancy, poi Entry Rock, quindi Estense Nib, di fuori Escamotage B, in corda Eden Stella, poi Earthquake. 33 per il primo quarto di gara, con Etti del Ronco che guida su Eton Nancy, che si mantiene a 3 lunghezze. Dopo 600 metri passati in 46,5, muove Entry Rock dalla corda per anticipare Escamotage B, lo lascia forse sfilare per prenderne la schiena. Vediamo le scelte tattiche di Giuseppe De Filippis. No, alla fine lascia in terza corsia Escamotage B e così se ne vanno 800 metri in 1,1,8 con al comando Etti del Ronco. In seconda posizione Eton Nancy, Entry Rock che si è scoperto, terza ruota per Escamotage, in corda Estense Nib, chilometro passato in 1,17,2 da Etti del Ronco che è in vantaggio nei confronti di Eton Nancy, poi Estense, quindi in corda Earthquake che ha guadagnato posizioni. Dall'esterno si fa davvero tanta fatica a progredire. All'imbocco della piegata conclusiva 1,32, 2,3 di miglio. Sono Etti del Ronco ed Eton Nancy ad andare a lottare la corsa, i due una ventina di metri avanti a tutti gli altri, dai quali emerge Eden Stella. All'imbocco dell'addirittura d'arrivo Etti del Ronco è in vantaggio, Eton Nancy che rimane in seconda posizione, poi Eden Stella. Etti del Ronco nel finale stacca, vince come vuole. Etti del Ronco facile al successo, il secondo consecutivo al secondo Eton Nancy, al terzo posto finisce Eden Stella. 29,5 ad arrivare, tutto facile per Etti del Ronco. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Manuele Casillo, seconda vittoria consecutiva per la figlia di Man of Many Mission in facilissimo cost to cost. Antonio Di Nardo che raddoppia subito la vittoria ottenuta con Fly LR, si porta a casa il successo anche in questa settima con Etti del Ronco.